I sacerdoti della diocesi riuniti attorno al vescovo a Montallegro, celebrati gli anniversari di ordinazione, siamo umili per essere liberi e smussare gli spigoli, è stato l'invito di Monsignor Tanasini. Amministrative 2019, a Borzonasca 3 gli sfidanti in lizza, il sindaco uscente Giuseppino Maschio dovrà vedersela con Giannetto Mortola e Pierluigi Cella. A Mezzanego 2 i candidati in corsa, il primo cittadino uscente Danilo Repetto contro lo sfidante Renzo Prato. Continuano gli spazi informativi garantiti dai canali di Telepace. A Lavagna torneranno a splendere le opere custodite nell'oratorio della Trinità. Stanno per essere completati i restauri dell'arca processionale e del crocifisso del Maragliano. Da sabato possibili le visite guidate. Strano chi legge, confronto a Chiavari fra editori nazionali e locali. Perché gli italiani leggono poco e sempre meno? Domani il convegno alla Società Economica. Buonasera ai telespettatori di Tigullio Oggi. Il clero della diocesi di Chiavari si è radunato oggi a Montallegro attorno al proprio pastore, Monsignor Alberto Tanasini, per la tradizionale giornata sacerdotale, nel corso della quale vengono ricordati e festeggiati gli anniversari speciali di ordinazione presbiterale. Una occasione di festa, vediamo proprio le immagini, soprattutto per il vescovo che quest'anno ha celebrato i 50 anni di ordinazione sacerdotale, che proprio ieri ha ricordato il 15° anno dal suo ingresso alla guida della nostra diocesi. L'identità del vescovo ha bisogno del legame con il presbiterio, ha sottolineato Monsignor Tanasini nell'omelia. Il tempo che passa, ha aggiunto, mette in evidenza la grazia di Dio, ma anche i nostri limiti. Alla base di tutto, è stato il richiamo del vescovo, sta l'umiltà, la capacità di essere piccoli e di farci piccoli, una condizione necessaria per sconfiggere ogni presunzione e narcisismo e che rende interiormente liberi. L'umiltà, ha concluso il vescovo, è alimento della carità e smussa spigoli, conflitti, opposizioni. Nel corso della celebrazione c'è stata l'ammissione agli ordini sacri di 3 seminaristi e sono stati ricordati, come dicevamo, i giubilei agli sacerdotali, in particolare il 25° anniversario di ordinazione di Don Franco Brioni, Don Matteo Benetti, Don Federico Tavella, Don Luigino Castagnola, Don Alessandro Capaldi e Padre Luca Bucci. Sono stati festeggiati anche i 50 anni di sacerdozio di Don Emilio Iozzelli e Padre Lorenzo Zamperin e alcuni anniversari speciali, il 60° di ordinazione di Don Vittorio Gotelli e Monsignor Romano Ferrogiaro e il 70° di sacerdozio di Don Pietro Tassi e Padre Olivo Pallance. Ascoltiamo alcune interviste dei sacerdoti che hanno festeggiato questi giubilei. Chissà in 25 anni quante storie, quanti ascolti, quanti incontri con le persone, che ricchezza si ha dopo questo tempo? Ma sicuramente il percorso appunto segnato proprio dalle amicizie. Io penso tante volte a come sarebbe stato diverso se quell'anno lì a diventare preti invece che essere in 5 fossi stato da solo. Ecco, nel senso che proprio il volto direi del mio essere prete almeno oggi lo rileggo e mi pare sempre di più definito dalle relazioni, quindi dagli incontri, dalle persone che hanno accompagnato, con tutte le bellezze e le fatiche chiaramente di tutti i percorsi condivisi con le varie comunità, con le varie persone, gli altri preti che mi hanno accompagnato. 25 anni sono una tappa, quali sono però i punti fermi che rimangono nel cammino che verrà? I punti fermi sono la storia che si è vissuto. I punti fermi sono alcuni cammini fatti insieme, l'amicizia è un punto fermo, il rapporto col Signore è un punto che mi ha accompagnato da sempre e che credo che poi sia la roccia, ecco. Nonostante le fatiche, nonostante le prove che la fede e il cammino di fede ti mette dinanzi, le domande che ti porti dietro e a volte anche, come dire, le esperienze dolorose, no?
però credo che i punti fermi siano quelle cose che si sono chiarificate dentro all'esperienza umana, no? Cioè le cose che contano. Restiamo a Rapallo con la politica amministrativa. È stata posizionata questa notte la passerella pedonale sul Boate che congiunge da oggi le vie Milano e Torino a Rapallo. È stata una gru a sollevarla, a collocarla la struttura in acciaio a campata unica sulle spalle in cemento armato realizzate dalle due sponde del torrente. La passerella, oggetto di discussione da molti anni, è stata realizzata dalla Talea, società immobiliare di Coop, nell'ambito dell'accordo con il Comune per l'apertura del supermercato a Sant'Anna. Nei prossimi giorni proseguiranno le operazioni di allestimento e completamento. L'apertura al pubblico dovrebbe avvenire nelle prossime settimane. E non ci sono situazioni di pericolo imminente per cui restano aperte al traffico le gallerie di Moneglia. Lo fa sapere il sindaco di Sestri Levante, Valentina Ghio. Questa mattina i rocciatori hanno ispezionato la parete rocciosa ed effettuato numerose riprese fotografiche. La parete rocciosa, pur essendo soggetta a lievi movimenti, non presenterebbe movimenti preoccupanti, per cui su indicazione dei tecnici viene confermata l'apertura della strada. L'attenzione comunque resta alta, con la prosecuzione costante dei monitoraggi, in modo da intervenire tempestivamente se i sensori segnalassero nuovamente movimenti sospetti. Continuiamo il nostro percorso di avvicinamento verso le elezioni amministrative 2019. Oggi ci soffermiamo sui comuni della Valle Sturla. A Borzonasca i candidati a sindaco sono tre. Il sindaco uscente, Giuseppino Maschio, è sfidato da due avversari, Gianetto Mortola e Pierluigi Cella. Sentiamo la scheda di presentazione dei candidati. Il candidato a sindaco numero 1 è Giuseppino Maschio, nato a Borzonasca il 22 novembre 1947 e diplomato perito elettrotecnico, già dipendente di Enel come caporeparto e responsabile dell'area Chiavari, attualmente in pensione. Sposato, ha 2 figli e 3 nipoti. Dal 1985 in consiglio comunale a Borzonasca. Dal 90 al 2004 è stato sindaco, rieletto primo cittadino dal 2009 ad oggi. Per un periodo è stato consigliere della città metropolitana. Nel tempo libero coltiva l'orto. Si ricandida sostenuto dalla lista Rinnovamento e Progresso nel comune di Borzonasca. Ma il mio appello al voto è che chiedo ovviamente di votarci, perché credo che in questi anni abbiamo dimostrato di saper amministrare, credo che abbiamo dimostrato anche di essere un'amministrazione di tutti. Chi ha voluto venire dal sindaco ha sempre trovato una porta aperta. Lasciamo un bilancio in ordine con un buon avanzo di amministrazione di 700.000 euro. Abbiamo risorse da investire nella prossima tornata per 1,5 milioni e quindi crediamo di aver dimostrato di saper amministrare e credo che meritiamo la vostra fiducia. Poi ovviamente ogni cittadino è libero di scegliersi il proprio futuro, ma crediamo in questi anni di poter aver garantito servizi e una buona vivibilità sul nostro territorio. Il candidato numero 2 è Gianetto Mortola, nato a Borzonasca il 4 luglio 1949, ha conseguito il diploma ed intrapreso gli studi universitari in giurisprudenza. Dal 1980 al 1993 è stato consigliere comunale a Chiavari per il Partito Liberale Italiano. Dal 1994 al 1996 coordinatore territoriale per Forza Italia. Dal 2014 al 2019 capogruppo in opposizione a Borzonasca. È sostenuto dalla lista Borzonasca La Rinascita. Per un fatto di democrazia, perché sono 30 anni che Borzonasca è governata dalla stessa persona, uno solo al comando, questo non va bene, quindi penso che anche Maschio dovrebbe capire che è ora di cambiare un po' Borzonasca. E poi perché, voglio dire, io con la mia lista siamo
veramente convinti di poter fare cose diverse da quelle che sono state fatte fino adesso e riuscire finalmente a rilanciare Borzonasca. È chiaro che non si può portare come negli anni 60-70, però ci sono molte cose da fare, l'arredamento urbano che va rivisto completamente, la questione dei parcheggi a Borzonasca che va rivisitata, insomma ci sono tante cose che noi abbiamo voglia di farlo per il bene di Borzonasca e per i cittadini di Borzonasca. Il candidato numero 3 è Pierluigi Cella. Nato a Chiavari il 21 gennaio 1965, ha conseguito il diploma di geometra e svolge attività come impiegato tecnico per un'impresa edile. È sposato e nel tempo libero ama ritirarsi in campagna lontano dalla città. È già stato candidato, non eletto, per il Consiglio Comunale di Borzonasca negli anni 90. Alle amministrative 2019 ci riprova candidandosi a sindaco appoggiato dalla lista Uniti per Borzonasca. Ma la mia squadra è composta da persone sincere, persone che hanno sicuramente voglia di essere di aiuto. Ovviamente non siamo dei politici, io preferisco avere sobrietà e concretezza. Quindi il nostro voto è sicuramente dedicato ad avere un'amministrazione pulita, sana, consapevole e presente. Adesso andiamo a Mezzanego, alle elezioni sono due candidati a sindaco, il primo cittadino uscente Danilo Repetto con la lista Tradizione e Innovazione per Mezzanego e lo sfidante Renzo Prato con la lista Insieme per Mezzanego. Il candidato numero 1 a Mezzanego è Danilo Repetto, nato a Chiavari il 19 agosto 1968, è laureato in giurisprudenza e svolge attività come avvocato. Appassionato di escursioni in montagna, ha una lunga esperienza amministrativa, vice sindaco per un mandato con il sindaco Beronio, sindaco del comune della Valle Sturla dal 2009 ad oggi. Alle amministrative 2019 si ricandida, sostenuto dalla lista Tradizione e Innovazione per Mezzanego. Ma la mia squadra ed io, come abbiamo dimostrato in questi anni, oltre a essere amministratori di Mezzanego, il nostro impegno sarà profuso a sostegno dei bisogni dei nostri concittadini, cercando di essere sempre a fianco delle loro necessità e, come si legge nel nostro programma, tutto quello che proponiamo sono opere e servizi per migliorare la qualità della vita, dare più lavoro, dare anche uno sviluppo turistico a un comune come il nostro dell'entroterra, che però ha delle eccellenze, che racchiude delle vere eccellenze, e pertanto, come abbiamo dimostrato anche superando grandi difficoltà nelle alluvioni del 2013-2014, meritiamo fiducia perché sul campo siamo sempre stati presenti e sempre in prima linea. Il candidato numero 2 è Renzo Prato, nato a Ney il 12 marzo 1954 e sposato, ha 2 figli. Ha conseguito la laurea in medicina e specializzazione in cardiologia. Svolge attività come medico di medicina generale. Runner appassionato, fa parte del gruppo Maratoneti del Tigullio. È stato sindaco di Ney per 3 anni, dal 1980 al 1983. Alle amministrative 2019 si candida a Mezzanego con la lista Insieme per Mezzanego. Ma fondamentalmente per questo concetto di trasparenza assoluta, noi vogliamo che tutti i cittadini abbiano le stesse opportunità nei confronti dell'amministrazione pubblica e che l'amministrazione comunale sia a completa disposizione del cittadino. Questo patto di trasparenza, a cui noi teniamo tantissimo, è di fondamentale importanza perché il cittadino deve trovare nel comune un amico e non un nemico. Moriamo di burocrazia tutti i santi giorni. Allora, un piccolo comune che poi è un condomino, siamo 1500, dobbiamo parlarci fra di noi
e questo patto che noi proponiamo al nostro cittadino deve essere sottoscritto dalle due parti, da un'amministrazione che deve essere efficiente, assolutamente sì, che deve essere competente, abbiamo una bella squadra che è radicata sul territorio, ecco perché i cittadini ci devono votare, ci devono dare fiducia perché vogliamo cambiare il metodo amministrativo di Mezzanego. E Telepace dedica uno spazio informativo sulle elezioni amministrative 2019 attraverso i suoi canali. Oggi l'approfondimento sarà sui comuni di Levi e di Lorsica. Su Telepace 3 andrà in onda alle 21:35, alle 8 del mattino e alle 15 nella giornata di domani. Su Telepace News invece a rotazione il prossimo appuntamento è alle 23. Le parrocchie di Santa Margherita Ligure in questo anno pastorale hanno portato avanti l'attività di approfondimento voluta dal Sinodo diocesano di qualche anno fa attraverso i particolari tavoli di lavoro, in questo caso dedicati al bene comune. Sono state individuate 5 tematiche particolari e diversi membri della comunità cristiana e civile che liberamente hanno aderito a questa iniziativa si sono incontrati durante i mesi scorsi, si sono confrontati sui problemi e sui sogni che ognuno nutre rispetto alla realtà sammargheritese. Da questo dialogo è stato tratto un piccolo opuscolo con le relazioni dei singoli tavoli di lavoro. Tale pubblicazione e i frutti di questo anno di attività saranno illustrati in uno speciale incontro pubblico che si terrà domenica alle 21 all'Auditorium Santa Margherita. Al termine delle 5 brevi relazioni, i candidati a sindaco della città si confronteranno sulle tematiche e le proposte dei singoli tavoli. Ai candidati saranno naturalmente concesse pari tempistiche di risposta. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Sono iniziati a Sestri Levante gli interventi che consentiranno di ripristinare le aree di sosta che erano posizionate lungo i sentieri di Punta Baffe, andate perdute dopo l'incendio del settembre 2016. I lavori consentiranno di avere 3 nuove aree picnic dotate di 11 tavoli con relative panche e 6 bacheche informative posizionate tra Colle Lago e Punta Baffe. Nei 2 siti verranno invece installate 2 panchine e bacheche informative con indicazioni relative alla rete sentieristica. Le dotazioni saranno in legno di castagno. Fondamentale per eseguire questo intervento la collaborazione di Stefano, l'ultimo mulattiere di Sestri Levante, che con il suo animale ha portato il materiale da Villa Casaggiori fino alle aree interessate dall'intervento. Alla posa dei materiali e al relativo montaggio partecipano i volontari di Sentieri a Levante. L'importo complessivo dell'intervento ammonta a 20.000 euro che vengono finanziati dal piano di sviluppo rurale grazie al lavoro congiunto del Consorzio Forestale dei Boschi e del Comune di Sestri Levante. La cronaca adesso: un 25enne di Rapallo è stato denunciato dalla polizia per il reato di ricettazione e per impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato. Il giovane ha messo in vendita su un sito internet con tanto di foto 2 anfore marine antiche al prezzo di 1.500 euro ciascuna. Ad accorgersi che i reperti potessero essere stati trafugati illegalmente dai fondali, un poliziotto del distaccamento nautico del commissariato di Alassio. Dopo una breve ma minuziosa indagine, gli agenti del commissariato di Rapallo sono riusciti a risalire all'inserzionista, nella cui abitazione sono state trovate e sequestrate le 2 anfore antiche. Il 25enne, non avendo mostrato alcun tipo di documentazione che lo legasse, legittimasse al possesso, è stato segnalato all'autorità giudiziaria. I reperti, invece, li vediamo in foto, sono stati ritenuti presumibilmente originali e di interesse storico-culturale, pertanto sottoposti alla tutela dello Stato. Uno studente di 19 anni è stato arrestato per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. È successo a San Colombano Certenoli. Il giovane era stato controllato da una pattuglia della stazione dei Carabinieri di Carasco mentre si trovava a bordo di un veicolo. In questa circostanza è stato trovato in possesso di 15 grammi di marijuana. Di qui, con il supporto del nucleo radiomobile, i Carabinieri hanno perquisito anche la casa del ragazzo, dove sono stati trovati altri 100 grammi della stessa sostanza, già suddivisi in 4 confezioni, 2 tritaerba e un bilancino di precisione. Tutto il materiale è stato sequestrato.
Gli aderenti alla CIA, la Confederazione Agricoltori Italiani, ha manifestato questa mattina a Genova davanti alla sede della Regione Liguria in Piazza dei Ferrari. Il presidio ha chiesto a gran voce modifiche alla legge 157 del 1992 sulla fauna selvatica, una legge ormai datata per i responsabili della CIA che chiedono alla Regione di impegnarsi nei confronti del governo affinché vengano approvate modifiche in tempi brevi e certi, mettendo a disposizione maggiori risorse economiche e interventi di controllo del cinghiale e del capriolo più incisivi. Ed è stato presentato oggi il nuovo piano regionale delle attività di cava. Il nuovo strumento arriva a 18 anni dopo il precedente piano, non prevede nuovi poli estrattivi, riduce del 30% il numero di cave e del 50% il numero dei depositi degli scarti da estrazione dell'ardesia, però consente di recuperare i materiali necessari nelle attività che già operano nel settore, nelle quali si prevedono ampliamenti per il 14% dei casi. Si passa infatti dalle attuali 75 cave previste dal piano del 2000 a 53, di cui 8 con ampliamento, 17 con modifiche per renderle più compatibili con il territorio, 28 confermate per un totale di 22 cave eliminate. Inoltre il piano prevede una particolare modalità di coltivazione dei giacimenti per consentire la migliore ricomposizione paesaggistica al termine dello sfruttamento. In alcuni casi le modifiche previste sono orientate proprio a riprendere la coltivazione in modo da consentire un migliore riassetto finale del sito. Il piano passerà ora all'esame delle commissioni consigliari dove verranno sentite le associazioni di categoria per poi approdare in Consiglio regionale per l'approvazione definitiva prevista entro fine anno. Il Papa adesso, Francesco, ha incontrato in Vaticano i partecipanti al capitolo generale della Società delle Missioni Africane. In sala Clementina ha pregato per padre Luigi Maccalli, il sacerdote rapito il 17 settembre del 2018 al confine tra il Niger e il Burkina Faso da un gruppo di uomini armati. E per quanti rischiano la vita per l'annunciare il Vangelo, ai missionari ha ricordato la scelta degli ultimi, l'essere servitori della cultura del dialogo e dell'incontro. Sentiamo un passaggio del suo discorso. Vi ringrazio per lo zelo missionario impegnato di coraggio che vi porta ad uscire per offrire a tutti la vita di Gesù Cristo, a volte mettendo a rischio la vostra. Vorrei a tale proposito associarmi alla vostra preghiera per il vostro confratello padre Pierluigi Maccalli, rapito da parecchi mesi in Niger, di assicurare la sollecitudine e l'attenzione della Santa Sede. Vi incoraggio anche a perseverare nel nostro impegno in stretta collaborazione con i membri di altre religioni e istituzioni al servizio dei bambini e delle persone più fragili, vittime delle guerre, delle malattie, del traffico di esseri umani. Perché la scelta per gli ultimi, per quelli che la società rifiuta e mette da parte, è un segno che manifesta concretamente la presenza e la sollecitudine del Cristo misericordioso. Così, spinti dallo Spirito, potete essere servitori di una cultura del dialogo e dell'incontro, che si prende cura dei piccoli, dei poveri, per contribuire all'avvento di una vera fraternità umana. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha donato 20.000 euro all'ospedale Gaslini di Genova. La consegna è avvenuta questa mattina. La somma verrà utilizzata per potenziare le attività di accoglienza dedicate alle famiglie che ogni giorno accedono all'ospedale. La donazione, decisa dal Comandante Generale Giovanni Nistri, è il ricavato della vendita di un planning da tavolo realizzato dall'ente editoriale dell'Arma dei Carabinieri e messo in vendita nel periodo natalizio esclusivamente al personale dell'Arma e vuole rimarcare i sentimenti di legame che uniscono l'Istituto Gaslini ai Carabinieri. È un piccolo scrigno di arte e di storia. L'oratorio della Santissima Trinità di Lavagna, un tesoro che da sabato e per un mese sarà possibile conoscere da più vicino. Stanno per iniziare le visite guidate degli studenti del liceo Luzzati che descriveranno ai visitatori la storia dell'edificio sacro attraverso le delicate fasi del restauro di alcune opere in esso ospitate. Vediamo.
Stanno per essere completati i lavori di restauro dell'arca processionale dell'oratorio della Trinità di Lavagna di Anton Maria Maragliano e del Crocifisso Bianco. 2 interventi che la Confraternita della Trinità ha deciso di affrontare grazie ad un contributo della Compagnia di San Paolo. I lavori sono iniziati poco meno di un anno fa, nel mese di luglio del 2018. L'iter burocratico per ottenere il finanziamento che consentisse di avviarli era iniziato un anno prima. Noi faremo adesso delle cene nel giardino dell'oratorio per raccogliere un po' di fondi. Chiaramente non basteranno, poi ci sono anche delle offerte di chi frequenta l'oratorio e tutto quanto. Le cene inizieranno il 31 maggio e saranno 5 con menù differenti. L'inaugurazione si terrà domenica 13 giugno con la messa celebrata alle 18:30 dal vescovo Alberto Tanasini, il 15 giugno alla sera la processione, il 16 giugno alle 10:30 la messa solenne con la presentazione del restauro ed un pranzo, sempre per sostenere l'intervento. La difficoltà maggiore è stato l'attacco di insetti xilofagi, veramente ingentissimo, quindi c'era un rosume generale e dei fogli di sfarfallamento che veramente si concentravano su tutta la superficie, sia pittorica, sia della cassa in sé, sia proprio anche della base. L'avvio dei lavori di restauro delle 2 statue è stato l'occasione per un intervento di pulitura e manutenzione delle altre opere contenute nell'oratorio ed in particolare dei dipinti. Erano praticamente illeggibili a causa del norefumo. Abbiamo effettuato una pulitura superficiale della vernice restituendo la leggibilità dei soggetti e davvero il priore prima di tutto e molte altre persone mi dicevano ad esempio per il dipinto della scuola del Cambiaso che davvero i personaggi sullo sfondo non si vedevano più. Tutta l'opera coinvolge il territorio, di cui l'oratorio è un patrimonio prezioso. Il Liceo Luzzati, a partire da sabato, guiderà i visitatori alla scoperta delle origini storico-artistiche dell'edificio e delle varie fasi del restauro. Il nostro impegno è stato quello di seguire le fasi del restauro, quindi con sopralluoghi su cantiere di restauro e di realizzare dei pannelli espositivi con la spiegazione di tutte le fasi che si sono susseguite durante l'intervento di restauro. Il nostro impegno sarà quello di mostrare il nostro lavoro che abbiamo fatto in questi giorni per far vedere come ci siamo impegnati in questo progetto e vi aspettiamo numerosi per vedere questa mostra e vedere il restauro delle opere. La Biblioteca della Società Economica di Chiavari, in collaborazione con la Società Dante Alighieri e il patrocinio del MIUR, organizza un incontro domani con inizio alle 9:30 nella sala Ghio Schiffini. Strano chi legge, scaffali pieni e librerie vuote. Si tratta di una tavola rotonda sulla crisi di lettori nel nostro paese, dove in base alle statistiche solo il 40% degli italiani legge almeno un libro all'anno e di quel 40% soltanto il 7% ne legge uno al mese. Sentiamo. C'è una crisi della lettura oggi, secondo lei? Il problema vero è che non è solo oggi, è una crisi cronica. In Italia solo il 40% degli italiani legge almeno un libro all'anno, il che non ne fa propriamente dei lettori. Di questo 40%, i dati sono dell'Istat del 2017-18, quindi abbastanza recenti. Di questo 40% che legge almeno un libro all'anno, solo il 7% legge almeno un libro al mese, cioè costituisce la pattuglia di quelli che si chiamano lettori forti. Quindi sì, c'è una crisi e non da oggi. Per parlare di questo avete organizzato come Società Economica un incontro che si intitola proprio Strano chi legge, scaffali pieni e librerie vuote. Vuol dire che in Italia si pubblicano, secondo me, troppi libri. Comunque vorrei sentire dagli editori che cosa ne pensano e ho invitato un editore nazionale che è Inaudi e 2 editori locali che sono Internos e Gammarò. E questo è il primo passaggio. Poi però, se responsabilità ci sono, non sono soltanto dell'editoria. Quindi chi chiamate in causa e chi sono anche gli altri relatori? Beh, naturalmente la prima convitata d'obbligo è la scuola. Troppi lasciano la lettura dopo la scuola. Viene da pensare che quella lettura sia stata solo costrittiva, sia legata a una specie di tortura anziché a un piacere. E se la lettura è un piacere, e se la lettura non è un piacere, è evidente che qualcosa davvero poi si rompe nel rapporto tra la persona e il libro. La tavola rotonda
Strano chi legge si tiene sabato 18, cioè sabato prossimo, dalle 9:30 in poi, e un dato importantissimo è che serve anche come aggiornamento per i docenti, perché è patrocinata, oltre che dalla Società Economica, dal MIUR e dalla Dante Alighieri. Infatti, nella sala chioschi fini dell'Economica, dove si svolgerà la tavola rotonda, sarà Francesco De Nicola, presidente del comitato genovese della Dante Alighieri, a condurre la discussione. Lo sport per il campionato di Serie A2 maschile di pallanuoto domani alle 18 nella piscina del Parco Tigullio, ultima partita del campionato in casa per il Lavagna 90 che affronterà il Como. Purtroppo per il Lavagnese i play-off si sono allontanati dopo la sconfitta in trasferta con il Vela Nuoto Ancona e la contemporanea vittoria del Bologna contro il Torino. La combinazione dei risultati porta la squadra levantina al quinto posto e quindi in questo momento fuori dai play-off. In queste ultime due partite contro Como e lo Sturla, quindi è necessario vincere per arrivare a 45 punti e sperare in un passo falso degli avversari diretti. Per questo in settimana l'allenatore Andrea Martini ha raccomandato ai suoi giocatori la massima concentrazione per prepararsi al meglio per le ultime due sfide che saranno con due squadre ancora in lotta per evitare i play-out, salvezza e quindi senz'altro molto agguerrita. Nella nostra scheda adesso gli appuntamenti in programma per domani. Appuntamenti in agenda per sabato 18 maggio. A Conoscenti di Neri prende l'appuntamento settimanale con il mercatino agricolo della Val Graveglia. Dalle 8 alle 12 saranno esposti e venduti prodotti dell'agricoltura locale. Escursione sull'anello alto del Monte di Portofino, ritrovo alle 9 al posteggio di Portofino Vetta, rientro previsto per le 13. Sabato e domenica ritorna lo storico appuntamento con Chiavari in Fiore, manifestazione organizzata dal Centro Integrato di Via Ci Vediamo in Centro con il supporto del Comune. Per tutta la giornata nel centro storico saranno allestiti stand di floricoltori, erboristi, artigiani e artisti che lavorano sul tema floreale. Dalle 9 alle 12.30 in Corso Colombo a Sestri Levante torna l'appuntamento con il mercatino del libro usato, tema della giornata La nostra terra. Alle 9.15 al Teatro Massone di Sori in programma l'incontro Pieve Ligure per l'infanzia. Interverranno diversi esperti su tematiche legate alla salute del bambino. Al termine degli interventi previsto per le 11.30 ci sarà l'accoglienza dei nuovi nati nel 2018. In occasione della giornata nazionale del naso rosso a Lavagna dalle 10 alle 18 i volontari clown VIP Viviamo in Positivo saranno presenti nei reparti dell'ospedale per fare il servizio di clown terapia e comicoterapia consegnando i nasi rossi a tutti gli agenti. Inaugurazione alle 11 nella chiesa di San Nicolò di Camogli per la mostra Acquarelli sul Monte. Saranno esposte opere di Lucilla Carcano. A partire dalle 12 si svolge nella casa di riposo Anni Azzurri Casteldonino di Favale di Malvaro la tradizionale festa Asado a Casa Nostra, giunta alla 6ª edizione. Ad intrattenere gli ospiti Diego Sanguinetti e il coro Cantamaggio di Levi che proporranno canzoni della tradizione popolare. Il ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa di Cicagna. Nel centro storico di Lavagna va in scena la 21ª edizione della gara regionale di primo soccorso denominata dei Fieschi. Parteciperanno squadre provenienti da tutta la regione che metteranno in pratica le conoscenze tecnico-didattiche apprese nel corso di accesso. Gare al via a mezzogiorno, alle 19 la premiazione in piazza Marconi. Fa tappa a Genova il tour Non fare della tua vita un gioco che propone attività di informazione e prevenzione contro il gioco d'azzardo patologico dalle 15 alle 20 in piazza Matteotti. In occasione delle giornate europee dei mulini storici, apertura straordinaria del mulino di Rapria a Belpiano di Borzonasca, aperto al pubblico e visitabile sabato e domenica dalle 15 alle 18. Al via Sestri Levante la 2 giorni di libri e incontri letterari a partire dalle 16 nella sede della Lega Navale di via Portobello. Sempre alle 16 nella sala Aldo Solari del Circolo Acli Fanin di Chiavari si affronterà il tema prevenzione dell'obesità e del diabete, indicazioni per un'alimentazione corretta. Alle 17 nei locali di Spazio Aperto di Via dell'Arco a Santa Margherita Ligure, incontro Internet libera disinformazione, l'articolo 21 della Costituzione, il diritto di espressione e la professione giornalistica, come vengono strumentalmente confusi oggi. Relatore sarà Marcello Zinola, responsabile formazione dell'Ordine dei giornalisti di Liguria. Alle 17.30 Wailab a Chiavari ospita il primo incontro del ciclo Chiavari chiama America Latina, riflessioni e testimonianze su un continente amico. Sarà affrontato il tema Venezuela, un sovranismo militare. A parlarne è stato invitato Loris Zanatta, professore ordinario di storia dell'America Latina all'Università di Bologna, tra i principali conoscitori della vicenda venezuelana e autore di numerose pubblicazioni. Patrizia Traverso e Stefano Tettamanti presentano nella Sala Bo di Palazzo Fasce Rossi a Sestri Levante il volume Andar per statue, a
Genova e in Liguria in 85 tappe, inizio alle 17:45. Alle 18 taglio del nastro per la mostra Metamorfosi di Franco di Edoardo Baraldi, allestita nell'atrio dell'ex Cinema Centrale di Corso Colombo a Sestri Levante. La comunità Cenacolo invita al recital L'Abbraccio, lo spettacolo si terrà alle 21 al Teatro Don Bosco di La Spezia. L'ingresso è libero, alle 20:30 avrà inizio un momento di accoglienza con la presentazione della comunità Cenacolo. A seguire sarà possibile ascoltare una testimonianza di alcuni ragazzi della comunità sulle tematiche delle dipendenze. Prima tappa nel Tigullio per il Festival della Polifonia del Folklore, edizione 2019. Alle 21 all'Auditorium delle Clarisse di Rapallo si esibiranno 7 corali provenienti da Genova e 2 da Torino. Finale della quinta edizione del Fantastico Festival. Sul palco del Teatro Comunale di Cicagna alle 21 si sfideranno i 18 finalisti, ospiti d'eccezione Armando Corsi, Gioacchino Costa e la famosa coppia di youtuber Daniele Rocicero e Stefi 1986. Alle 21, con replica domenica alle 16, va in scena il quarto appuntamento della rassegna teatrale Teatrino nel Cemento di Santa Maria Madre della Chiesa. Rassegna a cura del gruppo teatrale La Compagnia Sinistra, che propone la commedia La Voce dei Grilli di Federico Luciani. Le offerte raccolte saranno devolute per la missione diocesana a Cuba. In chiusura uno sguardo alla nostra programmazione, vediamo i titoli della puntata di questa sera di Noi Chiesa, la rubrica dedicata alla vita della diocesi di Chiavari. Celebrata a Montallegro la giornata sacerdotale, sono stati ricordati i 70 anni di sacerdozio di padre Pallanc, i 60 di Don Gotelli, i 50 di Monsignor Alberto Tanasini e di Don Emilio Iozzelli. Un nuovo slancio per la pastorale familiare in Liguria è la proposta della giornata di spiritualità che si terrà al Santuario della Madonna della Guardia il 15 di giugno, prevista la catechesi di Monsignor Tanasini, la riflessione di coppia e il racconto delle esperienze delle diocesi. La vita cristiana è relazione, non un insieme di regole. È la riflessione scaturita nella festa dell'Addolorata a San Salvatore di Cogorno, un momento semplice per offrire alla Vergine tutte le fragilità. Umiltà e carità, le virtù di San Francesco da Paola, descritte dal Vescovo nella messa celebrata alle Suore Minime di Lavagna. Monsignor Tanasini ha messo in guardia dall'abuso di potere anche nella quotidianità. A Lavagna torneranno a splendere le opere custodite nell'oratorio della Trinità. Stanno per essere completati i restauri dell'arca processionale del Crocifisso del Maragliano. Da sabato possibili le visite guidate. Per raccogliere la sfida di una liturgia vissuta come approfondimento della vocazione cristiana, la diocesi incontrerà martedì prossimo Goffredo Boselli. Sarà l'ideale coronamento del percorso diocesano di formazione liturgica. È tutto per questa edizione di Tigullio Oggi, l'informazione torna domani mattina alle 7:30 con il TG Rassegna Stampa, continua sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.